È attivo. Buonasera, grazie per essere venuti anche a questo secondo appuntamento di Ripensare la città. Siamo felici di vedervi numerosi e siamo sicuri che oggi proverete delle grandi emozioni perché abbiamo con noi degli ospiti illustri. Il professor Ferrari è tra i più importanti grecisti e studiosi di Platone. La dottoressa Cianciullo sta facendo proprio una tesi di dottorato e vogliamo sempre affiancare un giovane ricercatore accanto a un docente esperto, una tesi di dottorato proprio in ambito neoplatonico ed è musicista anche. E poi abbiamo tanti giovani che non vedono l'ora di suonare qui davanti a voi. Anzi, avremo proprio un piccolo fuori programma che non trovate nel programma di sala, un piccolo pezzo per introdurvi musicalmente l'atmosfera che respirerete oggi è En bateau di Debussy, della piccola suite di Debussy. Abbiamo due giovani che suoneranno a quattro mani. E dopo questo primo, introduzione all'ascolto, daremo la parola ai nostri relatori e alla fine, rimanete fino alla fine perché ci saranno questi giovani che suoneranno opere di Liszt e Debussy ispirate al tema dell'acqua. Questo perché tutto il nostro ciclo si rivolge agli antichi, soprattutto pensiero di Platone, degli antichi greci, ma questo pensiero degli antichi è finalizzato per capire cosa possiamo fare oggi noi per la nostra città, per reinventarla, ed ecco perché abbiamo scelto delle musiche ispirate al tema dell'acqua, che è l'elemento simbolo della nostra città. Ma non rubo altro tempo e lascio subito la parola ai nostri due ragazzi, sono Alfredo Conte e Lewis Nesby. Grazie.
Buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza e ringrazio ancora una volta Letizia Michelon per il prezioso invito. Io intervengo solo brevemente per presentare a voi il professor Ferrari, che possiamo dire, come già il maestro Michelon aveva anticipato, è davvero una gemma preziosa nel campo degli studi platonici soprattutto e della filosofia antica, possiamo dire a livello mondiale, e lo abbiamo qui in Italia. Il professore è professore ordinario di storia della filosofia antica all'Università di Pavia, per molti anni lo è stato anche all'Università di Salerno e ha svolto intanto una intensissima attività didattica che lo ha visto anche visiting professor presso numerosissime università in Europa. E la sua conoscenza del testo platonico è davvero profondissima, le sue ricerche sono sempre state costanti, lo hanno portato ad approfondire ogni aspetto del testo platonico, per cui sue edizioni critiche delle maggiori opere di Platone sono pubblicate per la collana Bur Classici, e parliamo dei dialoghi come il Parmenide, il Teeteto, il Menone, e di prossima uscita avremo il Timeo. Il professore magari ci svelerà quando sarà. Suo ultimissimo lavoro, una introduzione generale a Platone edita per il Mulino, e questa sera il professore ci presenta la sua relazione dal titolo Malattia e terapia della città secondo Platone. Io lo ringrazio e cedo velocemente la parola, così possiamo godere tutti di questa relazione. Grazie. Grazie Sara per queste parole generose che vanno molto al di là dei miei meriti e modestissimi limiti, però devo dire di essere molto contento di essere in questa sede e quindi di ringraziare le organizzatrici di questo ciclo, vale a dire Sara Cianciullo, Letizia Michelon e Melania Cassan, di ringraziare l'Ateneo Veneto per la meravigliosa location nella quale ci troviamo. Mette i brividi essere veramente in questo splendido palazzo, in questa splendida sala, e un ringraziamento particolare vorrei rivolgere anche alla Fondazione Archivio Vittorio Cini, nella persona del dottor Giovanni Agliata, che so avere sostenuto questa iniziativa. Ora, io cedo la parola immediatamente a Camilla Grandi, che ci consentirà di entrare nel vivo della nostra chiacchierata leggendo un passo molto celebre del primo libro della Repubblica, dove fa la sua comparsa il misterioso, ambiguo e famigerato personaggio di Trasimaco. Trasimaco più volte, anche nel bel mezzo della nostra discussione, era stato sul punto di prendere in mano il discorso. Poi quelli che gli sedevano accanto l'avevano bloccato perché volevano ascoltare fino in fondo. Ma appena facemmo una pausa, dopo che io avevo detto queste parole, non riuscì più a mantenere la calma e, contrattosi su se stesso alla maniera di una belva, si scagliò contro di noi come per sbranarci. Sia io che Polemarco, atterriti, restammo in preda al panico. E quello, lanciando in mezzo a tutti il suo grido di battaglia, disse: «Di che folle vi andate occupando da un pezzo, Socrate? E perché fate i buffoni tra voi inchinandovi a vicenda? Ma se vuoi in verità sapere cosa è il giusto, non limitarti a domandare e a gloriarti della confutazione appena ti si risponde, ben sapendo che è più semplice interrogare che rispondere. Piuttosto, rispondi tu stesso e di che cosa sostieni sia il giusto. E attento a non dirmi che è l'opportuno, il giovevole o il vantaggioso, il profittevole o l'utile, ma dimmi con chiarezza e precisione quello che intendi, perché io non accetterò nessuna di queste chiacchiere». «Ascolta dunque», disse lui,
Io affermo che il giusto non è altro se non l'utile del più forte. Ma perché non mi elogi? Ma non vorrai? Certo, se prima capisco, dissi, che cosa intendi? Ancora non lo so. Dici che l'utile del più forte è giusto. E con questo, Trasimaco, che cosa mai vuoi dire? Probabilmente non intendi qualcosa di questo genere. Se Pulidamante, il pancraziaste, è più forte di noi, e se per il suo corpo è utile la carne di manzo, allora questo cibo è utile e giusto anche per noi che siamo più deboli di lui. Disgustoso sei, Socrate, disse, e prendi l'argomento in modo da sfigurarlo più che puoi. Proprio per niente, ottimo amico, dissi. Ma di con più chiarezza che cosa intendi. Non sai, disse, che alcune città hanno un regime tirannico, altre democratico, altre ancora aristocratico? E come no? E non è proprio questo essere forte in ciascuna città? Il potere? Certo. Ogni forma di potere stabilisce dunque le leggi in funzione del proprio utile. La democrazia le farà democratiche, la tirannia le tiranniche e similmente le altre. E una volta stabilite, sanciscono che giusto per i sudditi è ciò che è utile ai detentori del potere e puniscono i trasgressori come colpevoli di illegalità e ingiustizia. Questo è dunque, eccellente amico, ciò che io sostengo sia giusto nello stesso modo in tutte le città, l'utile del potere costituito. Ma è poi questo a essere forte, sicché ne segue per chi ragioni correttamente che dovunque giusto è lo stesso, l'utile del più forte. Grazie per questa appassionata lettura che rende bene il profilo anche antropologico di Trasimaco. Proviamo a immaginare dove siamo. Siamo in una sera ad Atene, meglio non siamo ad Atene, siamo presso il porto del Pireo, in un'imprecisata estate che possiamo collocare tra il 425 e il 422 nella rappresentazione che ci fa Platone, cioè durante la guerra del Peloponneso, in uno dei pochi momenti di pausa nel corso di questa straordinaria guerra che vede impegnate una contro l'altra le più importanti città greche, cioè Atene e Sparta. E siamo quindi ai margini della città durante una festa barbarica. Questo incontro avviene infatti durante la festa in onore della dea Bendis, che è una dea tracia. Platone vuole in qualche modo indurci a collocare questa conversazione tra Socrate, il suo grande maestro, e una serie di personaggi, tra cui il grande sofista Trasimaco, al di fuori dei confini dell'Atene del V secolo. Perché la rifondazione della città che Platone ha in mente richiede in qualche modo un'operazione di fuoriuscita dalla città storica. E questo è un indizio molto importante. Quindi siamo in un clima quasi barbarico. La dea Bendis e le celebrazioni connesse ad essa non hanno nulla a che fare con la religione cittadina. Quindi Platone vuole in qualche modo introdurci in questo spazio nuovo, quasi barbarico. E perché tratta della giustizia e perché è importante in un ciclo che noi stiamo dedicando, che qui state dedicando al tema della città, la giustizia è così importante? Perché la giustizia è la virtù più relazionale alla quale pensavano i greci. È una virtù che ha a che fare con la dimensione relazionale dell'uomo.
nei suoi rapporti con gli altri uomini, prima di tutto, con le istituzioni, con le leggi e infine addirittura anche eventualmente con la dimensione del divino, cioè con gli dei. Quindi è naturale dal punto di vista di Platone iniziare una riflessione sulla città, anzi Platone chiama espressamente questa città in via di costruzione con il pensiero, la chiama Callipolis, la città bella, la città perfetta. E all'interno di uno spazio conversazionale, quello tra Socrate, Polemarco, Cefalo, tutte figure urbane per così dire, che condividono se non altro l'attitudine conversazionale, fa la sua irruzione questa figura così diversa, Trasimaco, che prende le distanze non solo sul piano teorico da Socrate e dal socratismo, ma anche sul piano, vedete, antropologico. Accusa Socrate e i suoi partner, i suoi interlocutori di farsi a vicenda salamelecchi, diremmo noi, no? E di non avere colto che cosa sia in realtà la giustizia. Cioè l'operazione di Trasimaco è un'operazione di smascheramento della natura non universale della giustizia. La giustizia, dice Trasimaco, non è come pensava una tradizione in qualche modo ereditata anche da Socrate, cioè uno spazio neutro. Le leggi sono un luogo neutro in cui vengono mediati i conflitti della città. Pensate a una figura come Solone, il quale Solone tra l'altro ha anche un rapporto di parentela con Platone, essendo un antenato in linea diretta della mamma di Platone, di Perictione. E Platone è figlio di questa grande tradizione aristocratica con vocazione politica. E tuttavia Trasimaco prende le distanze da questa idea, da questa tradizione, e dice che smaschera la natura della giustizia, dice che la giustizia è tos feron tu creitonos, l'utile del più forte. E per spiegare che cosa è, sposta il discorso immediatamente su un piano, su una dimensione politica. E dice: guardiamo le varie forme costituzionali, la tirannide, la aristocrazia, la democrazia. Tutte queste forme stabiliscono leggi e la giustizia corrisponde al rispetto e all'osservanza di queste leggi, ma queste leggi non sono neutre, ma sono, come dire, promulgate nell'esclusivo interesse di chi detiene il potere. Quindi l'operazione di Trasimaco è duplice. Da una parte Trasimaco costituisce il portavoce di una tesi che è diffusa nel dibattito culturale, filosofico del V secolo e in un qualche modo che anche Socrate ha fatto propria, ad esempio in un dialogo come il Critone. Giustizia è l'osservanza delle leggi che una città si è data. I tedeschi lo chiamano Rechtspositivismus, cioè positivismo del diritto. Ma alle spalle di questo positivismo del diritto, secondo Trasimaco, si colloca un positivismo della forza, per cui le leggi non sono in realtà neutrali o universali, non sono uno spazio neutrale e universale, ma sono il prodotto di rapporti di forza che si collocano a monte delle leggi stesse. Chi vince il conflitto per il potere promulga leggi a proprio esclusivo interesse. Questa è l'operazione, pensate, è un attacco formidabile, formidabile. Tant'è vero che Socrate non riesce a confutare immediatamente la posizione di Trasimaco, ha ammesso che si possa confutare questa posizione. Poi quello sarebbe oggetto interessante di discussione, anche sul piano teorico.
Platone è costretto a scrivere gli altri 9 libri della Repubblica per riuscire a fornire un tentativo di risposta consistente a questo formidabile attacco alla natura neutrale e oggettiva della legge e quindi della giustizia. Molto complesso, di cui potremo parlare solo in piccola parte. Ma proviamo a individuare qual è il retroterra filosofico del punto di vista di Trasimaco. Trasimaco formula, ed è questa la grandezza della sua posizione, un vero e proprio teorema del potere, che è un teorema astratto. Trasimaco, durante tutto il suo discorso, si richiama, ed è risultato anche dal passo letto, alla necessità di formulare tesi in maniera rigorosa. Si appella all'importanza della acribeia, cioè della correttezza. Il suo quindi è un teorema generale del potere, che è valido per qualsiasi forma di potere. Se il potere è democratico, vuol dire che il potere è in mano alla maggioranza e le leggi saranno a favore della maggioranza. Se il potere è aristocratico ed è in mano ai pochi ricchi, il potere avrà carattere, cioè le leggi avranno un carattere aristocratico o addirittura oligarchico. Alle spalle c'è un'idea antropologica molto forte ed è una forma di atomismo radicale, per cui l'uomo è naturalmente e costitutivamente portato a perseguire unicamente il proprio interesse, a danno degli altri individui. Questa è la condizione naturale degli uomini. E qui bisogna fare quindi, per smontare una simile tesi, occorre in qualche modo presentare un'antropologia alternativa a quella di Trasimaco. Qual è, secondo Trasimaco, l'istinto naturale degli uomini? Quello detto di perseguire il proprio interesse e di sopraffare gli altri. C'è un termine greco che esprime questa condizione naturale e che è il termine pleonexia, da pleon, che significa di più. Ciascun uomo vuole di più per se stesso, anche a danno degli altri. Che cos'è in questo contesto allora la giustizia? Abbiamo visto è il rispetto delle leggi. E queste leggi come nascono? Ora, ho detto che la posizione di Trasimaco non viene confutata da Socrate. Socrate mette in luce alcuni elementi di debolezza. Per esempio osserva che è impossibile costruire orizzonti di efficacia all'interno di una dimensione di ingiustizia, cioè di perenne lotta tra gli uomini. L'esempio che fa Socrate è quello di una banda di briganti. Una banda di briganti, per poter agire efficacemente, deve avere almeno un minimo tasso di giustizia interno, se no non potrebbe agire in maniera efficace. Tuttavia è una risposta ancora debole, come è debole l'analogia della tecnica. Socrate osserva che in realtà il potere non persegue l'utile del più forte, cioè di se stesso, ma è un'attività di servizio. Il potere, l'uomo politico va equiparato, dice Socrate, al mandriano, al pastore, che si cura del proprio gregge. Ma qui naturalmente Trasimaco ha gioco facile a smontare l'analogia di Socrate, perché dice, chiaro, il mandriano non alleva, non nutre le bestie per il vantaggio delle bestie, ma lo fa unicamente per potersi arricchire attraverso la vendita oppure la macellazione degli animali. Quindi occorre fare un percorso più lungo e questo percorso sostanzialmente occupa gli altri 9 libri della Repubblica di Platone. La prima mossa si trova all'inizio del secondo libro. Le tesi di Trasimaco vengono in qualche modo ereditate
da Glaucone, che possiede una notevole raffinatezza teorica senza avere, come dire, il carattere, il radicalismo antropologico di Trasimaco. È quindi più portato alla urbanità nella conversazione. E Glaucone inizia con una distinzione dei tipi di beni, perché vuole stabilire a quale di queste categorie appartiene la giustizia. 3, dice, sono i tipi di beni. Questa distinzione è oggetto, sono state scritte centinaia di pagine, anzi migliaia di pagine, no? Su questa distinzione che Platone mette in bocca a Glaucone. Dice dunque Glaucone che ci sono dei beni che si perseguono per se stessi, come ad esempio il gioire. Altri che si perseguono sia per se stessi, sia per i vantaggi che possono procurare. Ad esempio la salute. La salute è di per sé un bene, ma consente anche di perseguire altri beni, se uno è sano. Ed infine ci sono dei beni che non si perseguono affatto per se stessi, ma solo per i vantaggi che da essi derivano. Ad esempio una dolorosa cura medica, una terapia medica, oppure un faticoso esercizio fisico, che in sé non è piacevole, ma che può portare, che so io, a dei vantaggi, anche in termini di salute. Dove si colloca la giustizia? Chiede Glaucone a Socrate. E Socrate, con una risposta sorprendente, dice che la giustizia rientra nella seconda classe di beni, cioè un bene che si persegue sia di per sé, sia per i vantaggi che può procurare. E Glaucone, e qui introduco la seconda sezione di testo che leggerà Camilla, e Glaucone dice: certo Socrate, penso che tu abbia ragione, ma non è così che pensa la maggior parte o che pensano i più raffinati e i più intelligenti, i quali ritengono invece che la giustizia non sia affatto di per sé un bene. Non lo sia affatto, è qualcosa di necessario, ma in se stesso non è affatto gratificante e viene perseguito solo per i vantaggi che può procurare, esattamente come una dolorosa terapia medica. Prego. E ora, ascolta ciò che avevo annunciato di voler discutere in primo luogo. Quale sia e onde si origini la giustizia. Dicono che per natura il commettere ingiustizia è un bene e subirla un male, ma che il male connesso al subire ingiustizia sia più grande del bene connesso al compierla. Sicché, quando hanno reciprocamente commesso e subito ingiustizia e hanno provato il sapore dell'una e dell'altra cosa, a coloro che non possono sfuggire la seconda e scegliere la prima, sembra vantaggioso stipulare il patto reciproco di non commettere né subire ingiustizia a vicenda. Da quel momento in poi si cominciarono a stabilire leggi e patti fra gli uomini e l'ordine imposto dalla legge fu chiamato legittimo e giusto. Affermano dunque che queste sono la genesi e l'essenza della giustizia, che si trova ad essere intermedia tra la possibilità migliore, compiere ingiustizia senza pagarne il fio, e quella peggiore, subire ingiustizia nell'impotenza di vendicarsi. Il giusto, allora, in quanto medio fra questi due estremi, non viene amato come un bene, ma è apprezzato perché manca la forza di recare ingiustizia, visto che chi potesse farlo, e fosse dunque un vero uomo, non stipulerebbe mai con nessuno il patto di non fare né subire ingiustizia. Sarebbe davvero pazzo. La natura della giustizia, Socrate, è dunque questa e siffatta. E queste sono le condizioni onde essa si origina, stando al discorso. Che poi anche chi la pratica lo faccia contro la sua volontà, per l'impotenza di commettere ingiustizia, ce ne accorgeremo nel modo più evidente se costruiremo col pensiero la seguente situazione.
concediamo a entrambi, il giusto e l'ingiusto, la possibilità di fare ciò che vogliono. Poi seguiamoli, osservando dove il desiderio conduce ciascuno dei due. Sorprenderemo dunque il giusto nell'atto di avviarsi per la stessa strada dell'ingiusto, a causa del desiderio di sopraffazione che ogni singola natura naturalmente persegue come un bene, mentre per la violenza della legge è ricondotta al rispetto dell'uguaglianza. La possibilità di cui parlo sarebbe realizzata nel modo migliore se toccasse loro la stessa facoltà di cui, a quanto si racconta, dispose un tempo Gige, l'antenato del Lidio. Era costui un pastore che serviva presso l'allora signore della Lidia. In seguito a una grande tempesta e a un terremoto, un tratto di terra si spaccò formando una voragine presso il luogo in cui pascolava. La vide e se ne meravigliò. Poi discese e scorse, tra le altre cose meravigliose di cui racconta la favola, un cavallo di bronzo, cavo e provvisto di piccole porte. Vi si affacciò e vide che dentro c'era un cadavere, a quanto pareva più grande delle dimensioni umane, che non indossava nient'altro se non un anello d'oro alla mano. Lo strappò via e tornò fuori. Quando si tenne la consueta riunione dei pastori, per riferire ogni mese al re sulla situazione delle greggi, egli vi giunse indossando quell'anello. Sedutosi dunque insieme con gli altri, girò per caso il castone dell'anello verso se stesso, rivolgendolo verso l'interno della mano. Questo bastò a renderlo invisibile a quelli che gli sedevano accanto, sicché essi conversarono di lui come si fa di un assente. Lui si stupì e, sfiorando di nuovo l'anello, rivolse il castone verso l'esterno e così facendo ritornò visibile. Avvedutosi di questo, riprovò a controllare se l'anello avesse questa facoltà e gli risultò che se volgeva il castone all'interno diventava invisibile, se all'esterno visibile. Una volta notata la cosa, fece subito in modo di essere incluso fra i messaggeri inviati presso il re. Giunse dunque dal re, sedusse sua moglie e con l'aiuto di costei lo aggredì, lo uccise e si impadronì del potere. Se dunque ci fossero due di quegli anelli e uno se lo mettesse il giusto e l'altro l'ingiusto, nessuno sarebbe, è dato credere, tanto adamantino da resistere nella giustizia, astenendosi coraggiosamente dall'impadronirsi delle cose altrui, mentre gli sarebbe possibile prendere impunemente ciò che vuole nel mercato, entrare nelle case, unirsi con chiunque voglia e uccidere o sciogliere dalle catene tutti quelli che vuole e fare tutto il resto come se fosse tra gli uomini uguale a un Dio. Comportandosi così, non farebbe nulla di diverso dall'altro, ma entrambi andrebbero nella stessa direzione. Dunque questo è, io trovo un passo straordinario, no? È un esperimento mentale che Platone presenta, come fa spesso, nella forma di un mito, cioè in una forma evocativa, plastica, il cui senso è evidentemente il seguente: la natura degli uomini è tale da essere dominata dallo spirito di prevaricazione nei confronti degli altri uomini. Il comportamento giusto è determinato unicamente da un fattore, cioè dalla paura di finire vittima dell'ingiustizia altrui, cioè dello spirito di prevaricazione di tutti gli altri uomini. Nel passo che abbiamo ora letto abbiamo di fronte il primo esempio nell'intera tradizione filosofica e politica occidentale di teoria contrattualistica. La giustizia è la nascita di un'aggregazione tra uomini, è il risultato di un contratto che gli uomini stipulano per paura. Questa è la ragione che muove gli uomini a costituirsi, ad aggregarsi
in società, e le leggi non sono altro, come dire, che i sistemi normativi che sanciscono questo contratto, questo accordo tra gli uomini. Quindi il contrattualismo che sarebbe nato in Europa con la filosofia del Seicento in realtà è nato qui, perché Platone lo conosceva il contrattualismo. Probabilmente fu il sofista Antifonte a sviluppare una tesi molto simile a quella che Platone mette in bocca a Glaucone in questo passo della Repubblica. Qual è la risposta di Socrate, cioè di Platone, a questa sfida che vediamo? È una sfida formidabile, a un atomismo e a un iperindividualismo che costituirebbe la natura stessa dell'uomo. Platone, attraverso Socrate, fornisce uno schema, un modello diverso di costruzione della città. Dice Platone che gli uomini non si aggregano per paura, come riteneva Antifonte, Glaucone e tanti intellettuali dell'epoca, ma si aggregano per creia, cioè per bisogno, o meglio perché sono consapevoli della propria condizione di non autosufficienza rispetto alle necessità fondamentali dell'esistenza, che sono il nutrimento, cioè mangiare, e la protezione, diciamo, quindi vestirsi e abitare. Queste tre fondamentali necessità dell'esistenza, rispetto a queste tre necessità fondamentali, gli uomini pervengono alla conclusione di essere non autosufficienti. Ma non è ovviamente così semplice. Però è la prima forma. Platone non sta facendo un discorso storico, non sta ricostruendo la genesi storica della città, ma la genesi logica della città e quindi della giustizia, perché la giustizia nasce nel momento in cui gli uomini si danno delle leggi che devono regolare i loro rapporti. Ma qual è la ragione dell'aggregazione? Noi stiamo tenendo un corso sulla città. La domanda è: perché gli uomini si aggregano? Una risposta, abbiamo visto, è quella della paura. La risposta contrattualistica. La risposta platonica è di diverso tipo, cioè gli uomini si aggregano perché pervengono alla consapevolezza di non essere autosufficienti rispetto ai bisogni fondamentali della sopravvivenza. E c'è un passo che vi leggo di 2 righe, permettetemi, che dà la cifra in poche parole di questo processo. Dice Platone: non accade dunque che un uomo se ne associ un altro in ordine a un bisogno e un altro ancora per un altro bisogno, e che avendone molti si raccolgono in un solo insediamento, formando una comunità di reciproco aiuto. E questo insediamento comunitario e a questo insediamento comunitario abbiamo dato il nome di polis, cioè di città. Ora, come avviene questo processo aggregativo? Avviene in virtù di 2 fattori, della concomitanza di 2 fattori molto diversi che sono costitutivi della natura umana, ossia l'uguaglianza dei bisogni, e abbiamo visto quali sono i bisogni fondamentali, e la differenza nella disposizione e nella dotazione naturale degli uomini. Cioè ogni uomo ha una disposizione diversa da un altro. Uno è portato a fare il muratore, un altro a fare il sarto, un altro a fare l'agricoltore. Ora gli uomini si rendono conto che in termini di efficienza economica è molto più performante, per così dire, se ciascuno di loro svolge una e una sola attività e mette in comune il surplus della produzione di questa attività. Quindi il calzolaio fabbricherà
dopo aver raggiunto il fabbisogno di scarpe per se stesso e per la propria famiglia, ne fabbricherà altre in modo da metterle a disposizione e poterle scambiare con i prodotti del contadino e con la casa che gli costruisce il muratore. Quindi abbiamo il riconoscimento che un atteggiamento cooperativo è più efficace rispetto alla possibilità di fornire una risposta performante alle esigenze fondamentali. È più efficace di un atteggiamento isolazionistico. Qui non c'è nulla di moralistico in tutto ciò, c'è un calcolo economico. Per cui, ripeto, una risposta, per così dire, cooperativa, consistente nello sviluppo pieno di una sola attività, quella per cui si è naturalmente portati, e nella disponibilità a mettere in comune i prodotti di questa attività. Ma dov'è la giustizia in tutto ciò? Si chiede a un certo punto Socrate. E qui naturalmente io lascio a voi aperta la questione di quale sia il modello più rispondente alla natura umana, cioè se sia un modello competitivo, quello immaginato da Trasimaco, o un modello cooperativo, quello immaginato da Socrate e dunque da Platone. Dove si colloca la giustizia? Ebbene, dice Socrate che a questo livello di organizzazione non c'è ancora la giustizia. C'è tuttavia un typos, cioè una traccia, diremmo, della giustizia, in questa forma di organizzazione basica della città, che è quella che consente di rispondere ai bisogni fondamentali. Allora, che cos'è questa forma basica, questa forma, diciamo, che prefigura la giustizia, che non è ancora giustizia? È il principio, dice Socrate, della oikeiopraghia, che vuol dire, oikeio vuol dire proprio, praghia da prasso, fare, ciascuno fa la propria attività, e solo la propria attività, senza disperdersi in tante attività. Qui c'è una traccia, ripeto, non c'è, secondo Socrate, ancora la giustizia, perché la giustizia si può produrre solo ad un livello di organizzazione sociale molto più complesso, cioè a un livello di organizzazione sociale che preveda un principio di gerarchia e soprattutto un livello di organizzazione sociale che consenta di fornire una risposta a una domanda che per Platone è fondamentale, cioè la domanda: chi deve comandare? Qui non c'è ancora un'organizzazione politica, c'è solo un'organizzazione economica costituita da soggetti che si collocano sullo stesso piano. Non c'è affatto una gerarchia. Ma la giustizia può nascere, è certamente uno sviluppo del principio della oikeiopraghia, cioè della divisione naturale del lavoro, ma richiede l'implementazione, termine orrendo ma adesso di moda, l'implementazione di una componente, diciamo, propriamente politico-gerarchica. Come si arriva, io mi avvio a concludere perché il tempo è limitato e so che mi è stato detto che alle 6:30 devo chiudere la mia parte. Qui, per arrivare a fornire una risposta, diciamo, una prima risposta, in realtà la risposta completa è molto più complessa, ma io dovrei raccontarvi tutti i 9 libri della Repubblica, però una prima risposta sia già a questo livello dello sviluppo argomentativo. Secondo Socrate, per una sorta di dinamica naturale legata ai bisogni, questa società primitiva, che ironicamente viene chiamata
città dei maiali, perché ha bisogni molto semplici, però è una città ancora sana, non giusta, ma sana, perché i bisogni sono bisogni basici: mangiare, abitare, proteggersi. Questo livello, c'è una dinamica interna che comporta uno sviluppo dei bisogni che diventano bisogni non necessari. Ad esempio, non ci si limita più al bisogno di mangiare, ma si vuole mangiare particolarmente bene, cibi più raffinati. E quindi nasceranno altre figure, sempre in base al principio dell'oikeiopragia, altre figure professionali e produttive. Nasceranno ad esempio gli allevatori, nasceranno i cuochi, nasceranno le balie, poi nasceranno i teatranti, gli attori, gli scrittori di commedie e di tragedie. È chiaro che Platone sta descrivendo Atene del V secolo. Questa è una città, dice Platone, che diventa, usa la metafora medica, è una città gonfia, lussuosa, infiammata, metafora medica, malata. Nasce la guerra. La guerra, e questo è un punto fondamentale, non è, secondo Platone, la manifestazione di un istinto naturale dell'uomo, come credeva il modello suggerito da Glaucone e da Trasimaco. Gli uomini sono portati a recarsi vicendevolmente guerra, recarsi in giustizia, ma la guerra è il prodotto di uno sviluppo perverso dei bisogni, per cui per soddisfare nuovi bisogni si muove guerra ad altre città e si cerca di difendersi dalle mire di queste altre città. Nasce allora una nuova figura professionale, la figura dei militari. Platone chiama questa figura i phylakes, i protettori o guardiani, da phylasso, che in greco significa appunto proteggere, difendere. Quindi l'ultima scaturigine della città gonfia e lussuosa, naturalmente un'altra figura professionale che nasce nella città lussuosa è quella dei medici, che sono chiamati a curare le patologie che si sono prodotte per un'alimentazione che è cambiata e via dicendo, no? Ora, l'ultima figura, l'ultima scaturigine del processo perverso che produce l'infiammazione della città, la malattia della città, è quella del ceto dei militari. Ecco, per paradossale che possa apparire, secondo Platone è proprio da questo ceto che può nascere, come dire, il percorso che conduce alla città bella e alla città giusta. Per quale ragione? E chiudo, diciamo, poi potrei parlare per molto più tempo, ma almeno vi segnalo qual è l'orizzonte di soluzione indicato da Platone. Perché questo ceto è l'unico che pensa e agisce non nell'interesse privato, ma nell'interesse della comunità. È l'unico capace di pensare universalmente e non individualmente, come tutti gli altri produttori. È la dinamica la dinamica relazionale nel caso degli altri produttori che genera una sorta di aiuto reciproco, ma ciascuno è portato nel proprio interesse ad agire e a produrre. Ecco, nel caso del ceto dei difensori o guardiani, o come vogliamo tradurre l'espressione platonica, abbiamo a che fare con un gruppo di individui che poi diventeranno nello sviluppo argomentativo platonico i filosofi, i quali
pensano non individualmente ma universalmente, cioè nell'interesse della comunità. Ed è nell'assegnazione del potere a questo gruppo a cui viene affidato esattamente il compito di guarire, quindi torno al titolo della mia relazione, di guarire la città malata, perché sono loro i medici, sono loro individuati da Platone come i medici chiamati a guarire, a curare, a guarire la città. Ebbene, a questo, diciamo, la differenza consiste rispetto a tutte le altre figure professionali nella circostanza che sono riusciti a pensare in termini universali e non in termini individuali. Naturalmente poi i caratteri dei filosofi non potremo occuparcene, però in questo modo Platone fornisce una risposta all'interrogativo che per lui è fondamentale, cioè l'interrogativo relativo a chi debba essere assegnato il comando. A questo punto allora la giustizia diventa, nella risposta che Platone fornisce nel quarto libro, un corretto, la giustizia nella città. Nell'anima la cosa diventerebbe più complessa, ma possiamo lasciarla da parte, a noi interessa un discorso politico. La giustizia nella città diventa il corretto rapporto gerarchico funzionale tra le parti della città. La giustizia dunque è sì ciò che era l'oikeiopraghia, cioè la divisione naturale dei compiti, ma a questa divisione naturale dei compiti, che funziona a livello per così dire paratattico, si aggiunge una componente gerarchica. La giustizia è il corretto rapporto gerarchico tra le parti e le funzioni all'interno della città. Io mi fermerei. Grazie. Grazie al professor Ferrari che come sempre ha espresso con estrema chiarezza quello che è il pensiero di Platone e ci ha fatto anche vedere come le riflessioni che Platone ci impone sono delle riflessioni per noi fondamentali anche per il nostro presente. Mi veniva in mente ascoltando l'analisi finissima antropologica di Platone che la società che lui descrive siamo noi, siamo la società di questo presente, dell'immediatezza, della velocità, l'immediatezza che appunto ci impone di costruire prima di tutto noi stessi come singolo e quindi di costruire una esasperata individualità. Mentre possiamo dire che ancora una volta gli antichi ci vengono in soccorso e ci invitano a fermarci e ad anteporre, quando possibile, ogni tanto la dimensione della cooperazione, della koinonia. E quindi soprattutto questo è il riflettere, era questo l'intendimento dei nostri incontri, cioè riflettere anche sul nostro presente a partire dalla lezione degli antichi. È lì dove appunto in questa società così veloce, dominata dalla tecnologia, noi tutti siamo portati a una costruzione del sé che deve soddisfare immediatamente il proprio bisogno, i bisogni immediati e soddisfarli il più velocemente possibile grazie alla tecnologia che ci impone di andare veloci, di non fermarci mai, mentre Platone ci invita anche a fermarci, a non pensare a cosa sia il nostro bene immediato, ma a guardare il bene comune. Ora chiedo
ma brevemente al professor Ferrari se vuole intervenire su questa questione, cioè sulla questione che ci riporta nel presente, e gli chiedo se ci sia una categoria platonica che lui pensa possa essere in qualche modo applicata al nostro presente, e inoltre se sarà mai possibile pensare universalmente o aspirare ad avere un governante che possa pensare davvero universalmente e non anteporre prima il proprio benessere. Grazie. Ma è una bella domanda, la cui risposta è tuttavia molto pericolosa, per una serie di ragioni. Innanzitutto bisogna tenere presente che Platone non è un pensatore democratico, quindi sarebbe impensabile applicare molti aspetti della sua costruzione politica al presente, perché Platone ritiene che, ad esempio, il consenso, la maggioranza, non sia un criterio di legittimazione che consenta di appunto legittimare le scelte politiche. Tuttavia c'è qualcosa che Platone ci può trasmettere, ed è la sua ferma condanna nei confronti dell'individualismo proprietario. Cioè, per Platone il pericolo, la minaccia maggiore, più consistente alla realizzazione della giustizia in terra, per così dire, è rappresentata dall'individualismo proprietario. Tant'è vero che Platone, per disinnescare uno degli aspetti, non l'unico, ma uno degli aspetti dell'attacco di Trasimaco, e cioè il fatto che chi ha il potere lo esercita nel proprio interesse. Questo è il punto fondamentale. Platone arriva addirittura a richiedere che chi ha il potere non abbia né proprietà né famiglia, non abbia cioè alcun tipo di interesse privato. L'abolizione dell'oikos, cioè della famiglia, sia nel senso affettivo del termine, sia nel senso patrimoniale, la parola oikos in greco contempla entrambi gli aspetti, è secondo Platone è un provvedimento fondamentale. Ora, naturalmente nessuno di noi può pretendere che i politici attuali rinunciano alla proprietà e alla famiglia, però naturalmente mette in luce un pericolo, cioè come la dimensione privata possa essere un ostacolo all'esercizio del potere e al raggiungimento di quello che appunto Sara chiamava il bene comune. C'è un ulteriore aspetto, poi finisco, che è forse il più interessante, perché è un po' paradossale. Platone giustifica la famosa terza ondata, no? Platone dice che una città, per essere ben governata e per realizzare la giustizia, deve realizzare 3 provvedimenti che lui presenta. Lui stesso è consapevole che sono ultra radicali e che li paragona delle ondate che rischiano di sommergere colui stesso che le propone. Queste 3 ondate si riferiscono, la prima, alla parità dei generi, cioè le donne hanno gli stessi diritti degli uomini ad esercitare il governo della città. Questa è una tesi che nel IV secolo è impensabile. Se pensate che Aristotele, il grande allievo di Platone, aveva teorizzato l'inferiorità, diciamo, intellettuale della donna, per Platone invece le donne non esercitano, è semplicemente, come dire, per ragioni storiche che non hanno accesso a un'educazione pari
a quella degli uomini. Se potessero accedere a un'educazione simile a quella degli uomini, potrebbero benissimo esercitare il potere, essere filosofi esattamente come gli uomini. Quindi parità dei generi, soppressione della dimensione privata, cioè dell'oikos, sia sul piano affettivo sia sul piano patrimoniale. E la terza ondata è quella forse più celebre, cioè l'assegnazione del governo della città ai filosofi, no? Fino a che i filosofi non prenderanno il potere o coloro che già hanno il potere si convertiranno alla filosofia, i mali della città non cesseranno mai. Ecco, il potere dei filosofi viene giustificato sulla base del fatto che i filosofi hanno questa capacità di agire e pensare nell'interesse comunitario, conoscono il mondo delle idee, cioè il mondo delle norme assolute, oggettive, della giustizia, del bene, bla bla bla, va bene, questo lo sappiamo tutti bene, ma l'ultima ragione, che è la più paradossale, ma è interessante, perché i filosofi devono governare? Dice Platone, perché sono gli unici a non volerlo. Gli unici a non volerlo, cioè sono gli unici che esercitano un tipo di vita, che è la vita teoretica, diciamo, più gratificante di quella connessa all'esercizio del potere. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che Platone era consapevole del fatto che il potere non è solo uno strumento per l'attuazione di interessi privati, ma è anche di per sé gratificante. C'è un motto napoletano che vi risparmio, ma che forse avrete sicuramente ascoltato, è un po' volgarotto, quindi ve lo risparmio. Ma ci siamo capiti. Eventualmente Sara, che è della zona, ve lo dirà nel giusto dialetto, ma comunque è di per sé gratificante. Ecco, per combattere questo aspetto, per neutralizzare questa componente, esso va assegnato a chi non vuole esercitarlo, cioè il filosofo. Questo è l'aspetto un po' più curioso e bizzarro, però ha un suo senso, secondo me. Bene, è qui che volevo arrivare in realtà. Bene, allora io ringrazio il professor Ferrari di tutto, di questa generosissima chiacchierata, e brevemente lascio ai ragazzi, ai nostri giovanissimi, la parola alla musica e concludiamo così questo nostro incontro. Grazie.
Grazie ancora a tutti quanti, al professore, a Sara, a voi, ai ragazzi, a Camilla che ci ha interpretato Platone e ha contribuito a rendere questo nostro incontro una sorta di piccolo teatro filosofico, e vi diamo appuntamento il 3 dicembre ancora con le nostre dottoresse di ricerca, Melania Cassana, il professor Maso e Sara Cianciullo, che cambierà le vesti e sarà la pianista che accompagnerà poi il nostro incontro. Grazie ancora.